E se ti dicessi che il Napoli, attualmente terzo in Serie A e ancora vivo in Champions, è a un passo dall'esplodere sul mercato di gennaio? Giovanni Manna ha lanciato la bomba, rinforzi a centrocampo sono inevitabili. Ma con De Laurentiis, che si batte il petto dicendo siamo più forti che mai. Sarà questo il carburante che manca per lo scudetto? State attenti, perché il Partenope sta tornando. Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo un 2025-26 fatto di alti e bassi. In Serie A siamo terzi con 25 punti dopo 13 giornate, incollati a Inter e Milan, ma la Champions pesa, 25esimo posto nel ranking generale con soli 4 punti in 5 partite, dipendenti da miracoli contro Bayern e City per raggiungere i playoff. Il problema? Un centrocampo a pezzi. Infortuni di Anguissa, pubalgia, out fino a febbraio. De Bruyne, grave lesione al posteriore della coscia, fuori fino allo stesso periodo, e ora Gilmour, che andrà sotto i ferri per linguine e non giocherà più nel 2025. Lobotka e Ammecito-Minai stanno portando la squadra sulle spalle, ma così non si regge. Ed è qui che arriva la prima notizia vera di mercato. Manna, in un'intervista a DAZN prima della partita contro la Roma, ha confermato che l'urgenza è nel reparto, 1 o 2 nomi per riequilibrare tutto. Andiamo dietro le quinte. Giovanni Manna, il cervello del mercato azzurro, non ha usato giri di parole. Siamo oggettivamente corti a centrocampo, ma non voglio sminuire il lavoro di Conte e dei ragazzi, ha detto a DAZN. La priorità? Rinforzi per coprire le assenze, niente terzini di riserva per Di Lorenzo, che resta saldo a destra insieme a Ramani in difesa. Spinazzola o Mazzocchi possono coprire all'occorrenza, ma l'orso è il motore della squadra. Curiosità. Il Napoli sta già valutando nomi come Danilo della Juventus, ma solo se si crea l'occasione ideale, tipo rescissione e svincolo a giugno. Niente ritorno di Insigne, nonostante le voci. Manna è stato chiaro, ne abbiamo parlato a giugno, ma lì siamo coperti. In attacco, serenità totale. Conte punta sul ritorno in forma piena di Lukaku e Djlund. Lukaku è già a 5 gol in Serie A, Djlund a 3 in Champions. E chi l'avrebbe detto? David Neres, improvvisato come ala, è diventato l'eroe. 3 gol in 2 giornate di Serie A, compreso quello decisivo contro l'Atalanta. Non è un'emergenza, è una soluzione che cambia le partite, l'ha elogiato Manna. Politano e Kvaratskhelia restano letali a destra, con Osimhen capocannoniere, 7 gol. Meret para tutto con 4 clean sheet. Reazioni. Conte, maestro nelle crisi, ha adattato il 3-5-2 per massimizzare Lobotka, leader nei passaggi, 92% di precisione, e Mcitominai, 2 gol recenti. La stampa italiana vibra, il Corriere dello Sport parla di centrocampo in collasso, ma rinascita in attacco. E De Laurentiis? Al Gran Galà del calcio di ieri, il presidente ha ritirato il premio come miglior club della stagione e ha sparato: il Napoli è più forte e competitivo di quello dell'anno scorso. Gli infortuni hanno fatto brillare i nuovi. Neres e Lang hanno dimostrato il loro valore. Ha persino invocato gli stati generali del calcio per ridurre il numero di squadre in Serie A, così da non prosciugare energie con le nazionali. In Coppa Italia siamo passati agevolmente ai primi turni, e la Supercoppa è un sogno lontano ma fattibile se teniamo il ritmo. Le statistiche parlano. Il Napoli ha il secondo miglior attacco della Serie A, 28 gol, ma il quarto peggior centrocampo per possesso, 48%. È ora di bilanciare. Tatticamente, Conte è un genio nelle adattamenti. Ricordate come trasformò il Chelsea con un centrocampo blindato? Qui, senza Anguissa e De Bruyne, il Napoli perde il 15% di intercetti a partita, secondo Opta. Un rinforzo esperto, tipo un box-to-box alla Barella dell'Inter, potrebbe portare il possesso al 55%, fondamentale contro Roma e Juventus. Proiezione. Con 1 o 2 centrocampisti a gennaio, lottiamo per il titolo. Siamo solo a 4 punti dall'Inter capolista. Sviluppi. Se Gilmour torna a febbraio, perfetto, altrimenti il mercato esplode. Confronti.
mentre la Juventus si è rinforzata con Amme Cicchegnie e tiene il secondo posto. Il Milan arranca a centrocampo senza un Tonali 2.0. In Europa, Bayern e City ci hanno umiliato nel possesso, ma con più benzina passiamo ai playoff di Champions come fece la Roma l'anno scorso. Impatto sulla rosa. Kvaratskhelia esplode ancora di più da libero. Osimhen diventa capocannoniere europeo. Conte ci crede, ma Manna avverte, gennaio è infido. Meglio equilibrare che rischiare. Il Napoli non è più la squadra fragile del 2024, è una macchina in costruzione. In sintesi, Manna sventola rinforzi a centrocampo, De Laurentiis urla più forti che mai e Conte trasforma la crisi in opportunità. Il Napoli vola alto. Serie A in tasca, Champions all'orizzonte. E allora, tifoso partenopeo, chi vorresti a centrocampo? Danilo, Frattesi o una sorpresa? Lascia la tua opinione nei commenti, metti like se sei gasato, condividi con la famiglia azzurra e iscriviti al canale per altre bombe su Napoli. Forza Napoli sempre! A Cubelle!